Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo accennato, insomma, Padova vive un momento così di discussione che poi si è allargata oltre misura, ne parlano anche i giornali europei, perché torniamo al nostro Prato della Valle, che ha due piedistalli vuoti sulle 78 statue, quindi bisogna collocare una statua dedicata a una donna, perché sono tutte statue maschili, e qui appunto c'è la discussione. Allora, abbiamo in collegamento il sovrintendente di Padova, dottor Fabrizio Magani. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera dottore. Allora, insomma, un interesse inaspettato per questa statua da collocare. Io la prendo, virgolettata, la statua donna è nello spirito di Padova. Allora, cosa voleva dire con questo, dottore? Ma dunque, sì, anche per me è stata una sorpresa notevole vedere i maggiori giornali internazionali parlare di questo argomento, e questo significa che il contenuto dell'argomento è di grande sensibilità e di grande delicatezza. Sì. Quindi il tema, diciamo, al femminile è, come noto, argomento che raccomanda molta prudenza e molta attenzione. E tuttavia, voglio dire, c'è stata una proposta che è arrivata al Consiglio Comunale, da quello che ho letto, Sì. e come dire, adesso ho l'opportunità di dirlo in voce, non con i riferimenti scritti che magari sintetizzano un po' troppo, insomma, no? Il pensiero. Sì, è vero. No, il tema mi pare che sia di duplice natura. Il primo, e vorrei appunto cercare di argomentare molto brevemente perché mi pare una buona notizia, quella che si è data nei giorni scorsi, è il seguente, almeno dal mio punto di vista. Cioè, negli ultimi tempi, negli ultimi anni, si sta parlando, se osservate, di sculture che vanno in pezzi, che vengono distrutte, che vengono vandalizzate. È successo negli Stati Uniti con Cristoforo Colombo, succede nei fronti di guerra, è successo con Indro Montanelli, no, a Milano, la statua che è stata imbrattata. Cioè, che cosa succede fondamentalmente? Si vuole, da certi punti di vista, cancellare la storia con un atto che è brutale, no? Cioè si spezza la scultura che testimonia un valore simbolico legato alla memoria, no? Quindi può anche trasmettere, come dire, fattori negativi, no? Nella percezione di talune comunità. Quindi la notizia di una nuova scultura pubblica mi pare che sia assolutamente positiva, cioè esattamente nel fronte contrario a quello che sta capitando negli ultimi tempi. Sì, controtendenza pura, sì. Sì, cioè mi sembra che sia, ecco, questo l'elemento interessante della proposta, diciamo così, cioè che si torni a ragionare sulla forza formidabile di un'opera d'arte pubblica. Sì. Perché poi adesso gli ascoltatori non avranno tutti la stessa coscienza, diciamo, di questi argomenti. Questo è un tema che avevamo un po' dimenticato perché risale all'8-900, diciamo, i primi anni del Novecento, anche se ci sono casi più recenti, però l'idea della scultura al centro di una piazza è un tema squisitamente ottocentesco, insomma, no? Sì. Ecco, poi entra in gioco il nostro Prato della Valle, che è un monumento formidabile nella sua interezza, è un monumento che ha cambiato pelle tante volte, che ci ricordiamo in tempi recenti perché è stata una risorsa durante il lockdown, se ci pensate, no? Certo. In Prato della Valle si poteva camminare e correre, no? Pur a distanza. Certo. Quindi dal mio punto di vista anche questo è un tema importante da ricordare, cioè quanto il monumento, l'opera d'arte pubblica abbia una valenza contemporanea, e secondo me ce l'ha proprio per questi motivi. Certo, la comunità ci si ritrova, si identifica cioè in questa. non è un'espressione morta di un tempo passato. I fatti dimostrano che può accompagnare la vita non solo dei padovani, anche oggi, no? Esattamente quello che succede anche quando ci si siede liberamente, ci si distende sul prato, no? Quindi per me è un monumento di grande vitalità, e lo è stato anche quando è nato, no? Sì. Cioè, nel senso che l'artefice di tutto questo, quel grande Andrea Memmo, è stato un uomo molto particolare,
come dire, una testa fine di grande intelligenza che apparteneva a una comunità, diciamo, assolutamente all'avanguardia e contemporanea nella cultura veneta e non solo veneta. E ha messo insieme quello che allora si chiamavano le virtù del tempo, no? Ha voluto dire con quell'impresa, al di là della bonifica dell'area, cioè con quella impresa scultorea, guardate che questi signori che sono poeti, che sono artisti, che sono medici, che sono scrittori, storici, filosofi, anche d'oggi certamente, fanno parte delle virtù, diciamo, di questa terra, no? E sono delle virtù che si sono conquistate attraverso il merito, attraverso il lavoro, attraverso il valore delle opere, no? Sì, 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 sì. E allora si ragionava molto di questi temi perché i più avanzati volevano dire, bene, conosciamo l'aristocrazia di sangue, però per essere dei buoni nobili bisogna meritarsi quel titolo lavorando, quindi è un momento, è uno scatto, diciamo, nella società settecentesca che secondo me ha anche un valore di attualità e per questo l'idea la trovavo coerente con quel modello. Però poi ho aggiunto una cosa ed è la seconda riflessione. Questi valori sono ancora presenti nella nostra società? Parlano ancora alla società moderna? Io sono un sessantenne per cui sono fuori gioco, se mi permettete. Andrei a domandarlo ai più giovani, no? Magari ai giovani e cercare di capire se effettivamente questa idea possa avere fiato, no? Possa andare avanti. E poi c'è il terzo tema, e l'ho sconsigliato, la proposta, diciamo, che poi ho letto l'ho messa a fuoco nelle ore successive. Si è pensato a una prima idea, se non ricordo male, di spostare una scultura che già esiste presso il Bo, presso la sede storica dell'università. La nostra Elena Lucrezia. Ecco, anche quella ha una sua storia che adesso vi risparmio, la lascerei lì. Non c'è bisogno di spostarla. Perché anche qua è nata una discussione, spostarla sì o no. Lei dice di lasciarla lì, ma giusto? Sono radicalmente contrario a questa eventualità. Sono anche contrario all'idea di farne una copia, perché molto banalmente qui entro in questioni anche di tecniche, ma molto superficiali, voglio dire. Il Prato della Valle ha una sua misura, no? I piedistalli cosiddetti vuoti, che comunque sono una testimonianza storica di qualcosa che è capitato, non sono vuoti perché Memmo si è dimenticato di riempirli, sono vuoti perché a un certo punto quelle statue, come capita oggi, sono state distrutte per il loro valore simbolico. Chiaro che il piedistallo che resta ha una misura, ha una scala dimensionale che era calibrata sulla dimensione della scultura, quindi la nostra bellissima Cornaro Piscopia non è adeguata a quella misura. Quindi, come dire, l'argomento mi sembra che verrebbe a cadere facendo una semplice riflessione di questo tipo. Certo, e allora lasciamo lì la nostra prima donna laureata al mondo. Poi c'è il secondo quesito: quale donna rappresentare su questi piedistalli? Anche questo. Allora, lì mi pare che la discussione si sta incendiando. Lei mi fa una domanda a cui non so rispondere, nel senso che mi collego a quello che ho detto molto brevemente, ma spero chiaramente, cioè quello che penso. E occorrerà trovare, ripeto, se il progetto andrà avanti, occorrerà effettivamente scegliere una figura che lanci un messaggio contemporaneo alla comunità attuale. Insomma, io non saprei dire nel mondo della storia recente un medico, una giornalista piuttosto che una poetessa, non saprei proprio, non saprei che cosa dire. Non sono nemmeno sicuro che quello sia il posto giusto, Cioè, nel senso che, come è stato osservato, basterebbe la battuta che una donna in mezzo a 78 uomini sarebbe anche questo da interpretare in maniera offensiva, no? Se si scende nel tema del politicamente corretto, come usa dire oggi, no? Ci sono altri spazi, cioè, ripeto, torno alla mia prima riflessione che per me
c'entra qualcosa. Mm. Il tema della scultura pubblica è per me di grandissima attualità e trovo bellissimo che si sia pensato a questo. E ci sono spazi pubblici di grande interesse in questa città che stanno nascendo, cioè che non si conoscevano prima, penso ad esempio a quello che sarà il cosiddetto parco, ma in realtà un nuovo prato al Boschetti, no? Anche, certo, certo. Non lo so, penso alla caserma Piave, all'ex caserma Piave che diventerà sede universitaria, che ha davanti proprio uno slargo dove passeranno migliaia di studenti, cioè quella è una Certo, parte della sì. città che cambierà Gli volto tra spazi ci poco. sono, certo, certo. Quindi voglio dire, io farei una profonda riflessione sul tema e sul destino della scultura pubblica, sul tema dei valori che una figura femminile potrebbero trasmettere alla comunità, alla società contemporanea, e poi andrei a scegliere chi e che cosa fare, no? E dove. E dove? Insomma, Certo. io penso che lo spunto iniziale, una volta calibrato, quando prenderà la strada che vorranno dare gli esperti a questo tema, penso che possa diventare effettivamente un bel orizzonte, ma ripeto, un bel tema contemporaneo, non che guarda il passato. Certo, quindi insomma siamo in un Questo. contesto E storico. dopodiché, mi perdoni, il nostro mestiere è anche molto semplice, no? Abbiamo quelle 2 o 3 regole da rispettare rispetto alla conservazione dei monumenti e al loro decoro. Se questa idea diventerà un progetto, certamente arriverà sulle nostre scrivanie. Sì. E quindi Sì, valuteremo un po' tutto quello che ho cercato di dire, nel senso che il decoro oggi che cos'è? È esattamente, nel caso in specie, quello che ho cercato di riassumere come ragionamento, no? sì. Rispetto del monumento, se si vuole insistere su Prato della Valle, perché l'intero Prato della Valle, cioè o meglio l'isola Memmia, è un monumento, quindi non è un insieme di cose, ma nel suo insieme costituisce un monumento. E quindi è questa la valutazione da fare, tenendo presente tutti gli aspetti che non sono pertinenti ai beni culturali, ma fanno parte delle sensibilità comuni che oggi si stanno sedimentando, no? Certo. In sostanza manteniamo l'armonia di questo monumento dell'Isola Memmia, in sostanza siamo su questa linea, dottore, mi pare. Io ne sono convinto, è come dire, Sì. brillante la proposta di poterlo in qualche modo non tanto completare, ma di renderlo ancora più vivo con questo inserimento. Dopodiché bisognerà capire se è effettivamente possibile realizzare un programma di questo genere, no? Pensi soltanto all'artista, quale dovrebbe essere l'artista che si dovrebbe occupare di una scultura di questo genere. Forse sì. ci sarebbe bisogno di un concorso di idee, insomma, la scultura sarà figurativa o sarà astratta, no? Entrano in gioco tanti elementi che Certo. poi vanno contemplati, insomma. Certo, abbiamo visto tanti commenti anche con la spigolatrice di Sarpi, insomma, vediamo che... Sì, ma lì ecco, poi il rischio è che una cosa seria diventi poi sì. una burla, no? Sì, troppo si va a speculare un po' anche su No, certi io aspetti. invece spero di aver colto la parte costruttiva della Certo, proposta, no? Che mi pare interessante, questo ho voluto certo, dire certo, molto certo. modestamente, insomma. Comunque, insomma, come si diceva all'inizio, si è aperta una discussione veramente molto profonda, di grande interesse, stanno scrivendo stampa, TV, media, insomma, giornali britannici, come abbiamo visto, insomma, Prato della Valle è diventato così un tema di discussione molto, molto accesa. Dottore, allora, è la prima volta che ci sentiamo, soprintendenza, ecco, un organo dello Stato molto importante, quindi ecco, un attimino vogliamo conoscere anche il ruolo, la funzione di questo ufficio. Sì, grazie che mi dà questa opportunità. Noi, come dire, abbiamo cambiato pelle dal 2015 perché c'è stata una riforma piuttosto profonda degli assetti periferici del Ministero, che oggi è diventato Ministero della Cultura. Sì.
perché riuniamo in un solo ufficio tre competenze tecniche che erano proprie di tre uffici distinti fino al 2015, e cioè la parte archeologica, la parte architettonica e paesaggistica e la parte storico-artistica. Abbiamo un testo che è il nostro punto di riferimento dal 2004, che è il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dove si è come riunita tutta la materia legislativa su questi argomenti, e come dire abbiamo una pluralità di attività che partono dal mondo delle autorizzazioni ai restauri, dei monumenti, delle sculture, degli scavi archeologici e naturalmente di quadri, dipinti di vario genere, cioè la parte storico-artistica, e che finisce appunto ai pareri di competenza in ambito paesaggistico, quindi una pluralità di competenze che devo dire molto ampie dal Molto punto di ampia, vista proprio senz'altro. dell'impegno, anche del rispetto dei tempi, delle procedure, che per quanto riguarda il Veneto orientale tocca circa 300 comuni. Noi abbiamo tutta l'area padovana che lei ha ricordato, ma anche l'area metropolitana di Venezia, il territorio trevigiano e il territorio Bellunese. quindi come dire, Un vasto territorio mi pare, no? Quindi, sì, insomma, ecco, diciamo che la nostra attività poi misurata, perché facciamo anche quel mestiere, cioè io faccio quel mestiere di controllo, insomma, no, dell'attività, anche in termini di protocolli effettivamente siamo a dei livelli molto alti, e soprattutto oggi siamo molto impegnati nel processo di accelerazione delle procedure, che è determinato ad esempio dal piano strategico nazionale, il PNRR, che ha previsto una compressione sensibile dei tempi per rilasciare i nostri pareri, autorizzazioni e quant'altro, quindi insomma, certo. diciamo che è un ufficio che pur essendo antico cambia pelle appunto abbastanza velocemente e cerca di adeguarsi alle necessità di celerità, insomma, cercando di venire incontro agli interessi di ogni cittadino che ne abbia appunto bisogno. Abbiamo i contatti con il nostro pubblico, con gli SMS, allora può chiedere al suo ospite come vede il patrimonio artistico e i monumenti della nostra regione. Ecco, quindi un ascoltatore si chiede la sua visione del suo osservatorio, che salute ha il nostro patrimonio culturale. Io ho avuto la fortuna di lavorare negli ultimi 6-7 anni sia presso la sede veronese, quindi il Veneto occidentale, dove c'è una soprintendenza gemella che si occupa di Verona, Vicenza e Rovigo, e sia qua, così come l'ho descritta. Ecco, io non ho mai lavorato a Venezia, ma Venezia è un caso un po' particolare, insomma, nel senso che è una sola città iper tutelata, insomma, per la specificità proprio di Venezia. No, la risposta è dunque, io sono, devo dire, molto contento di aver lavorato da queste parti, perché e soprattutto così di aver involontariamente anche coperto un po' tutta la regione di terraferma, diciamo così, tornando alla questione veneziana, no? Mi pare che ci sia una grande attenzione al patrimonio. Io ho avuto un salto di qualche anno perché ho lavorato fuori. Mi pare che c'è una forte, robusta tradizione di governo del territorio che si manifesta in tanti modi, con le azioni, la pratica, mi riferisco ai cantieri di restauro, ma direi anche con un'intensa attività nella dialettica che c'è, ad esempio, nel mondo dell'associazionismo culturale che non ho rinvenuto altrove, nel senso c'è un impegno veramente profondo, e questo mi pare che sia un bellissimo segnale che dà sicurezza, perché talvolta c'è una dialettica anche con noi, non sempre ci troviamo d'accordo sulle cose, però insomma la cosa interessante è che in Veneto mi pare che si sia realizzata quella che è stata la più recente riforma proprio del pensiero sul patrimonio culturale, che è la cosiddetta Convenzione di Faro, che è stata adottata dal nostro Parlamento dopo 15 anni
nel 2020, che dice una cosa molto importante, e cerco di semplificarla. Cioè, i patrimoni, innanzitutto cominciamo a parlare di patrimoni al plurale, no? Perché non sono delle categorie astratte, ma diventano tali quando diventano oggetto di appropriazione da parte del cittadino. Quindi c'è una sorta di ribaltamento rispetto alla tradizione che antepone i bisogni e la volontà del cittadino, che passano anche attraverso i patrimoni culturali. Non si danno quindi categorie precostituite ed è finita lì, no? E da lì parte il governo di quelle categorie, di quegli oggetti, di quelle cose, no? Ma è proprio è come se i patrimoni si inventassero grazie all'avvicinamento della cittadinanza. Quindi torno al Prato della Valle, in realtà se procederà il progetto, cioè stiamo proprio dentro a quel nuovo percorso. Sì. Discussione apertissima, secondo lei come andrà a finire? Stiamo parlando comunque di un'idea interessante, sì. Non ho assolutamente, veramente lo dico sinceramente, non so quali saranno i prossimi passi, anche perché non conosco la tecnica comunale, io non so adesso il Consiglio Comunale cosa dovrebbe, approvando questa mozione, dovrebbe lanciare un progetto, un programma, immagino. Forse appunto un concorso di idee anche sperimentale per capire se c'è qualche artista da qualche parte che riesce a declinare questo tema. Ecco, io suggerirei, insisto, posto che l'idea è buona, andrei a caccia di qualche luogo nuovo, proprio per dare, come dire, autonomia e dignità al modello femminile. E per i due vuoti, i piedistalli vuoti, cosa facciamo? Ma sono rimasti vuoti da molto, da tanto tempo, per cui, ripeto, per me non è un vuoto come ferita, cioè non è un vuoto da riempire, ma fa parte, come dire, dell'autenticità del monumento nella sua interezza. Certo, e quindi siamo in un contesto storico monumentale, come ha detto lei chiaramente, quindi non turbiamo, insomma, questo. No, a meno che non esca un'idea talmente innovativa, talmente eccellente, talmente coerente, no? Con quel monumento che come si fa normalmente con le architetture, no? Cioè se lei ha un palazzo che è anche un bene culturale, non è che rinuncia alla cucina dentro, no? Quindi voglio dire, sono cose che si possono anche, però devono essere fatte con criterio e con grande pensiero. Certo, e rispettando quello che è l'architettura. Io dico francamente, ma non tanto da soprintendente, ma da uomo della strada, se giro lì non ho l'impressione che ci sia un vuoto, cioè ho l'impressione che ci sia una vitalità proprio naturale, no? Che deriva dal rapporto scultura-natura, architettura, no? Certo. È una delle piazze, dico una cosa, mi scuso con tutti, veramente scontatissima, è una delle piazze più importanti al mondo, no? Certo, è anche vissuta, perché là c'è la nostra vita, la nostra infanzia, direi, siamo stati, insomma, sì, e poi anche l'aspetto commerciale di questa zona, ma le statue ci appartengono, le abbiamo viste da piccoli, insomma, siamo cresciuti con queste statue, quindi sono veramente un bene straordinario. Allora, vediamo come evolve questo tema, siamo qui pronti a intervenire nuovamente, se lei è disponibile magari facciamo un'altra chiacchierata più avanti. Vediamo come va. Ecco. Bene, allora noi ringraziamo il sovrintendente, il dottor Fabrizio Magani, e ci lasciamo con questa prospettiva futura, vediamo insomma cosa succede. Grazie. Grazie dottore, alla prossima. Buonasera, Buonasera, grazie mille, grazie.